Euroregione.news. Città fiera, multilingue e multipremi. Alla presenza delle autorità locali e dei diversi sponsor, il padrone di casa Antonio Maria Bardelli, con la responsabile marketing del Città Fiera Grazia De Lucia, hanno presentato le novità e l'esito del concorso che ha premiato ben 16 classi di studenti. Presente anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Il cuore è stato protagonista di queste scelte per tutta una serie di motivi, per amore verso la propria identità, perché non si può amare le altre identità dei popoli a noi vicini senza amare la propria, per cercare di proteggere questo patrimonio che i nuovi metodi di comunicazione digitale ci danno, di sconfinare e non correre il rischio però di annacquare un po' le identità, e quindi approfittando delle tecnologie per entrare in contatto con nuove realtà senza che queste vengano meno, per il fatto che il Friuli è veramente il cuore della nuova Europa, e però per esserlo da protagonisti non possiamo semplicemente aspettare, ma dobbiamo cercare di andare verso gli altri, aprirci e quindi permettere a tutte le popolazioni a noi vicine di poter consultare il nostro sito nella loro madrelingua. Riteniamo che sia un gesto di attenzione e di amore anche nei nostri vicini di casa. Aggiungo a quello che ha detto il signor Bardelli che è un ringraziamento, è un essere vicini, una vicinanza ai 9 milioni e mezzo di visitatori che vengono ogni anno a Città Fiera e che tutte queste lingue le parlano quotidianamente nella loro vita, e che ci piacerebbe, anzi così facendo col nostro sito siamo sicuri che ritroveranno anche quando ci consulteranno online, per vedere se siamo aperti, per vedere quali negozi ci sono. È importante che siamo noi ad andare con la loro lingua madre a casa loro. Il nostro motto potrebbe essere lenti ma inesorabili, un passo alla volta come fanno gli alpini, ma cercando sempre di andare avanti con l'ottimismo e con il cuore di cui parlavo prima. Alleanza di intenti, di progetti, di futuro tra un grosso centro commerciale come il Città Fiera, l'Arlef, le scuole, la regione, il comune, cioè tutti insieme a valorizzare in qualche modo dei progetti educativi che consentano alle scuole di potersi a impegnare per la promozione del nostro territorio, della nostra lingua, attraverso disegni, temi, riflessioni. E quindi in un unico mondo, in un unico momento si riesce attraverso questi nostri ragazzi a lanciare uno sguardo verso il futuro senza dimenticarsi le proprie radici, che sono legate alla nostra comunità, alla nostra terra, ma che ci devono consentire anche attraverso l'uso del friulano di poter essere cittadini del mondo sicuri da dove veniamo, sicuri di chi siamo. Solo così riusciremo a essere realmente liberi, indipendenti e responsabili delle nostre azioni. Quindi un progetto che investe sui ragazzi, facendo i ragazzi giovani e friulani gli attori principali, i protagonisti di un futuro che vedrà la nostra terra, il nostro Friuli, poter competere all'interno non solo del paese ma dell'Europa e del mondo. Da Martignacco per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.